Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del contest The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Dopo la scorsa stagione ripartiamo con grande entusiasmo sempre da Palla Gourmet Pordenone, il centro esperienziale del gusto, con una seconda edizione ricca di novità. Intanto sono 24 i concorrenti professionisti del settore e poi ci saranno delle novità anche relative alla nostra giuria, ma anche e soprattutto al format. Ci saranno 3 concorrenti per puntata che si sfideranno presentando un panino italiano con ingredienti tipici delle regioni del nord Italia per quanto riguarda la fase eliminatoria, e in questa prima puntata si sfideranno presentando un panino legato al Piemonte, poi naturalmente un panino creativo per il quale ogni concorrente sarà libero di scegliere gli ingredienti, sempre con la stessa regola: non superare i 3,50 €. Novità della novità, quest'anno ci sarà un quiz enogastronomico che prevede appunto la preparazione dei concorrenti relativa appunto ai 2 panini. Ed ora presentiamo la giuria composta da 2 giudici fissi: Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Aloisio, panel leader di analisi sensoriale, e per questa prima puntata l'avvocato Annalisa Sandri del blog Manca il Sale e lo chef Carlo Nappo del Podere dell'Angelo e la Catina. Ma non può mancare naturalmente la presenza dello sponsor Friuloves Banca per lanciare il contest nel contest, dove voi alla fine andrete a votare il panino preferito. Chiamo qui il presidente Lino Mian e Marcus Marmar. Sì, buonasera a tutti, è un piacere per noi, un orgoglio essere ancora a fianco di questa bella iniziativa assieme a Palla Gourmet Tele Friuli, un'iniziativa che è una vetrina del nostro territorio, un'iniziativa che mette in risalto quelle che sono le nostre professionalità sul territorio, e quindi una regione che è vocata anche al turismo e alla presentazione delle sue proprietà dal punto di vista enogastronomico è importante per una banca locale come siamo noi. La vetrina si è allargata perché quest'anno mi pare che la vetrina sia addirittura nazionale, quindi siamo felici di questo, solo per fare ancora i complimenti ai giudici, al lavoro che dovranno fare e ai concorrenti naturalmente. Ricordiamo anche la pagina Facebook, la possibilità di votare. Sì, allora Alexis, intanto complimenti, sei sempre più bella, lasciatelo dire. E un saluto alla giuria anche da parte mia e un in bocca al lupo ai concorrenti che potranno recuperare in qualche modo anche visibilità grazie a Friuloves Magazine, che è la nostra pagina Facebook, attraverso la quale si potranno poi votare di serata in serata i concorrenti. I primi che andranno in gara questa sera potranno essere votati dalla fine della trasmissione fino a domani, cioè domenica alle 20, per consentire di poter recuperare con il mi piace un buono spesa di importante valore che verrà poi consegnato nelle puntate successive. Siamo pronti per conoscere il primo concorrente di questa seconda edizione The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Arriva da Travesio William Barbui del locale Coopers. Vieni William. La passione nasce naturalmente in famiglia, con la nonna che ha trasmesso il gusto di cucinare, di valorizzare gli ingredienti tipici delle nostre case, del nostro territorio. Io lavoro al Coopers, che è un birrificio a Travesio, e nel nostro locale si possono mangiare le cose tipiche del territorio, e diciamo che noi riusciamo a valorizzare molto i piatti di carne con una mega griglia a legna di faggio che è in mezzo al locale a vista, così siamo sinceri su quello che produciamo e quello che andiamo a servire al cliente.
Bene, allora puoi metterti in postazione perché adesso vogliamo vederti al lavoro. Per il Piemonte mi sono naturalmente mi sono ispirato a quello che è anche un po' la nostra territorialità, quindi sono andato a utilizzare il salame delle Valli Tortonesi, sono andato a utilizzare la toma piemontese e ho utilizzato le nocciole. Praticamente ho battuto le nocciole e adesso le faccio leggermente tostare. Dopo, con queste nocciole tostate andrò a creare un'insalatina, che è un'insalatina con dello spinacino fresco, condita leggermente con un po' di olio, sale e pepe. Questo condimento senza acidità per l'insalatina l'ho scelto per non andare a contrasto eccessivo con le grassezze del panino stesso, e le nocciole tostate per andare praticamente a enfatizzare un aroma di tostatura che mi dà una rotondità maggiore all'interno del panino. Sono andato a scegliere un vino rosso delle Langhe, un Nebbiolo in questo caso, che praticamente mi permette di andare Io sono a favore dei contrasti, ma a volte il contrasto può creare confusione, l'eccessivo contrasto, quindi sono per riuscire a creare un connubio, quindi il vino va ad abbracciare quello che è il panino, i gusti del panino, e lo accompagnano, diciamo, per arrivare, diciamo, a una completezza di gusto, cioè non i forti contrasti, ma una simbiosi di gusti per riuscire ad avere un buon risultato. In questo caso non ho temperato il salame per un semplice motivo: la temperatura che c'è qua all'interno me l'ha già fatto temperare, quindi già aveva incominciato a sudare, diciamo. Quando hai fatto la salsa, hai detto che hai sbollentato anche l'aglio, no? Sì. Intero? No, l'ho privato dell'anima. Ho tagliato a metà, privato dell'anima. A me il panino è piaciuto. L'unica cosa che mi sento così di criticare è l'abbinamento con il nebbiolo, che lo sovrasta. Cioè, è un panino veramente molto armonico, mi è piaciuto. Ho sentito anche il bagnette, che comunque è gradevole in questo panino. Il nebbiolo mi ha un attimino bloccata. Allora, conferma un po' quella che era la mia preoccupazione iniziale, che questo nebbiolo in qualche modo potesse sovrastare il vino. Io qua andrei un attimo con un vino meno corposo, ma non un vino che non sia corposo. Ad esempio loro in Piemonte hanno il Timorasso, che è un vino autoctono bianco, che ha una buona struttura, che forse si sposerebbe molto meglio, perché la componente amara a questo punto forse la sentiremmo un po' meno. Okay. Siamo pronti per conoscere il secondo concorrente, Alex Sarri del Gallium di Pordenone. Vieni Alex. Gallium Pordenone, da come nasce questo locale, la tua passione? Ma allora è un locale principalmente cresciuto con il galletto allo spiedo e le pizze a metro. Dopo sono stati aggiunti dei panini per aiutare un po' la scelta del cliente. Il locale nasce a Vittorio Veneto, dopo si è espanso a Mestre, Pieve di Soligo e Pordenone. I panini li fate? Sì. Me ne occupo io. Te ne occupi tu? Sì. Sei pronto con per il panino italiano? Spero, sì, dai. Vai. Allora, accomodati in postazione. Abbiamo scelto dei porcini
da fare alla griglia, il salame piemontese, la robiola, le nocciole, e dopo ho fatto un ristretto di Nebbiolo, che è anche il vino che abbiamo scelto per abbinare, in modo da dargli un po' più di corpo, principalmente all'inizio nel panino, e dopo con il vino da bere assieme per aiutare a sgrassare un po', perché è una base molto grassa. Andiamo a grigliare i porcini. Il nome panino è un po' per ingannare, perché nel dialetto piemontese, siccome ho uno dei titolari che ha i genitori originali del Piemonte, ci siamo fatti un po' aiutare e ci ha spiegato che praticamente il boia faus è un modo per dire bugiardo. E siccome abbiamo aggiunto i porcini, che sono qua del Friuli nostro, e il ristretto di vino, per renderlo quasi un po' come fare il salame all'aceto nostro friulano, e per dargli un po' piemontese ingannato. La scelta del Nebbiolo è perché è un vino piemontese o perché? Oltre a quello, ma principalmente per sciacquare un po' la bocca, perché comunque col salame e il formaggio di capra rimane quella parte grassa in bocca, e con il Nebbiolo riusciamo un po' a sgrassare il palato. È buono, l'abbinamento col vino meglio, una cosa solo, il salame si sente poco. I funghi si devono utilizzare con moderazione, perché tendono a coprirti poi e tutto il resto, perché c'è questa ottima succulenza in bocca del panino che però poi non ti lascia un ricordo. E per quanto riguarda il vino, sì, ma avrei usato qualcosa di diverso rispetto al Nebbiolo, che tende a mantenerti questa persistenza lunga, mentre invece questo panino ha bisogno poi di un qualcosa che ti sgrassi tanto. Una robiola di capra si sente. Il porcino, come diceva Pietro, è un porcino, si sente molto anche quello. Nell'insieme siamo tutti d'accordo sulla grossa succulenza, il salame sparisce. Non credo sia un problema di quantità, è proprio un problema di gusto. Le nocciole si perdono un po', cioè la croccantezza delle nocciole, anche quella non è che la sento molto. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il terzo concorrente arriva da Trieste ed è Federico Madon del Liverpool Pub Trieste. Salve. Vieni Federico. Allora, siamo a un pub, siamo situati a Opicina, quasi sul Carso di Trieste. Proponiamo un menù abbastanza variato che parte da una serie di panini, una grande varietà di panini, più altri piatti comunque tipici del Carso, soprattutto in questo periodo Oktoberfest in cui ci ritroviamo. Ci spieghi la scelta degli ingredienti, l'abbinamento con il vino successivamente, ma vediamo anche la preparazione. Parto dal presupposto che, come troverete sulle schede, io avevo portato una salsa radicchio che ho deciso di cambiare poiché non
non mi dava quella sensazione di finalità del panino, così ho saltato in padella delle mele verdi che danno un tocco acido e aspro, aggiungendo un ristretto di pompelmo rosa, comunque per rimanere sempre nell'acidità, provare ad alternare il gusto, diciamo. Poi ho portato appunto delle noci, il crudo e un formaggio. A questo diciamo che gli ingredienti qua sono tutti, eccoli. Parti che sei già a 9 minuti e 30. Oh, ok, grazie. Hai cominciato a preparare questo panino, hai fatto il panino, hai fatto tutte le prove e hai detto adesso vado là e questa è l'emozione che io voglio dare del mio panino. Diciamo che sì. Diciamo che il radicchio rosso non ti convince? A prescindere dal radicchio, no? Sì. Qual è l'emozione che ci vuoi dare con questo panino? Ma vorrei che capiste magari un attimo l'impegno che c'è dietro, magari alla semplicità di un panino col crudo, che non è così semplice come tanti credono, eccolo. Quindi vorrei dare giusto quella sensazione di preparazione dietro ad ogni panino. Ma scalderò soltanto la base in forno, perché il resto del panino lo faremo alla piastra. Quindi la base, con circa 2 fette di formaggio per ogni base. Tu hai scelto di abbinare un pinot grigio? Sì, esattamente. Come mai? Era quello più saporito, diciamo, quello che poteva dare più forza a un crudo delicato, era quello che comunque puliva la bocca una volta finito ogni morso di panino ed era quello che secondo noi era più adatto. Il nome del panino, no? Tu l'hai chiamato il Piemonte a Trieste, sì. Ma questo perché? A Trieste è stato assemblato e creato o c'è una nota, per così dire, triestina carsolina nel panino che hai creato? Allora diciamo che è stato così perché comunque per me ogni città, ogni persona a cui appartiene una città deve portare in alto il proprio nome. Quindi comunque era un modo per far risentire Trieste in questo concorso e secondo me era il modo migliore. In più comunque gli ingredienti sono piemontesi, quindi il miglior modo per unire il Trieste e il Piemonte era nel nome, diciamo. Quindi ho scelto questo nome più per far crescere la mia città, diciamo, dai. La prossima volta parti sempre da una donna quando servi il Ha piatto. ragione, in effetti, chiedo scusa. Vabbè, è giovane. Sì, dai. Si farà. Secondo me l'abbinamento è perfetto. Ah, bene. Rispetto La agli ringrazio. altri vini. Quindi il primo abbinamento azzeccato Sì, della secondo me puntata. sì, secondo me sì. Però non mi fa cadere dalla schiena. Ecco. Allora, è il primo panino dove sento le nocciole. Non le hai tostate o no? No, così sono proprio come nocciole stavano. naturali. Sì. Però il primo profumo che ho sentito era quello di pane bruciato. Okay. La parte sopra l'hai fatta alla piastra? Sì. Ecco. Il primo profumo che ho sentito quando mi sono avvicinato al panino era di questa crosta un po' bruciacchiata, quindi un pochino più di attenzione. Sì, perché certo, se lo vedi anche c'ha una parte che è più scura, una parte bruciacchiata. Sì. Quindi un pochino più di attenzione. Ok. È arrivato il momento legato alla cultura, al quiz enogastronomico. Raggiungo in questo bel salottino Mariella Trimboli. Ciao Alexis. Questo nuovo ruolo, tu sei direttrice del mensile Top e naturalmente hai questo compito. Sì, non più giudice ma curatrice dell'angolo della cultura enogastronomica con 2 quiz. Bene, i nostri 3 concorrenti ci hanno raggiunto, William, Alex e Federico, e tra poco vi indicheremo la domanda. La domanda
che è legata al panino italiano. Sì, al panino che abbiamo appena che hanno appena preparato, quindi con dei riferimenti alla regione Piemonte. Come nasce questo quiz? L'avete studiato, l'hai studiato per bene? L'abbiamo studiato per bene, sì, ci siamo dati da fare, abbiamo cercato di renderlo però piacevole e non particolarmente difficile. E questa è la prima e quindi poi ci diranno loro. Ci proviamo, tra poco faremo vedere anche nella nostra tabellina le tre possibili risposte. Diamo la domanda, Mariella. Sì, qual è la provincia di produzione del salame delle valli tortonesi presidio Slow Food? Quindi vogliamo sapere la provincia. I tre concorrenti hanno la possibilità di prenotarsi col pulsantone, quindi chi è pronto si prepara, si può prenotare. Vai. Alessandria. Alex Sarri dice Alessandria. È giusto. La risposta è esatta, quindi bravo Alex che ha dato la risposta esatta e quindi 2 punti in più. Andiamo a scoprire la classifica dei panini regionali. Al terzo posto con 150 punti William Barbui del Cooper di Travesio. Secondo posto con 150 punti Federico Madon del Liverpool Pub Trieste. Primo posto per Alex Sarri del Gallium Pordenone con 158 punti. Ed ora siamo pronti per vedere la creatività nei nostri concorrenti con il panino creativo. Entra William Barbui del Cooper Stravesio. Vieni William. Il panino l'ho chiamato Proforte Burger, che richiama il locale. Ingredienti? Gli ingredienti sono un hamburger preparato con il pastin, poi abbiamo dell'indivia belga, del chutney di mela sfumato con la birra e delle chips di polenta di nostra produzione. C'è un ritorno all'infanzia. Per me ogni alimento deve ricordare, deve portare un ricordo di bei momenti. Questo qua ho voluto scegliere in questo caso il pastin perché quando una volta a casa si purcitava, si faceva il maiale in casa, la prima prova che si faceva se il salame era buono, prima di riuscire a chiuderlo nei budelli, cosa si faceva? Si provava se l'impasto era buono, se era giusto di sale, se era giusto di pepe, se avevamo il giusto aglio, il giusto vino. E come si provava? Si faceva semplicemente scaldare un po' di impasto, il pastin, su un pentolino in cui si andava naturalmente ad assaggiare i giusti livelli dell'impasto. E quindi c'è questo panino qua, diciamo, per me è quello che voglio trasmettere, è un tornare indietro ai sapori di una volta, naturalmente sempre con uno sguardo un po' al domani. È un panino che per me è già evocativo per quello che tu prima ci hai raccontato di questo panino. Adesso ovviamente sono curiosa, il profumo è buonissimo, però guarda, la storia... In ogni piatto bisogna trasmettere qualcosa quello che si chiama storytelling, no? Esatto. Cioè raccontare il perché si è arrivati ad un certo punto. La birra Dolomiti La Rossa hai scelto. Perché hai scelto questo? Perché allora, perché mi andava con le sue note, diciamo, corpose, andava a sostenermi quello che è comunque un panino con dei sapori importanti, perché comunque il pastin ha la sua sapidità e non volevo una cosa che si spegnesse come magari una bionda che andava a essere sovrastata da quello che è il panino. Annalisa? Beh, la storia rispecchiava il sapore. Il panino è veramente delizioso. Bella la croccantezza della chips,
Ottimo il pane, il profumo dell'aglio orsino, il contrasto con il chutney di mela che mi va un pochino a smorzare, il pastin che comunque è impegnativo di suo. Anche l'abbinamento con la birra secondo me andava a risaltare. Bravo. Ho scoperto una cosa nuova di te, che a te piace l'aglio. Che siete fin qua. No, l'hai usato in 2 panini, Sì. quindi penso che sia un ingrediente che ti piace. Ti piace? Sì, comunque sono anche le erbe spontanee. Cioè, a me piace molto utilizzare le erbe spontanee, le erbe nelle mie pietanze. L'idea di comunque di far conoscere cose nostre che magari la gente non ci dà occhio è sempre una cosa simpatica, fare tra virgolette un po' di scuola al cliente, io dico. Cioè, ogni tanto serve Sì, far conoscere un po' troppo secondo me aglio. Secondo me magari mettilo dentro il pastin, fai un impasto, quello che hai fatto, e gli metti lì quel po' di aglio che secondo te è l'idea del territorio e va bene, ma in una salsa non ci abbino più nulla, non bacio la mia morosa, cioè non fai niente dopo, non bevi, anche se bevi non ti va bene. Tranne che tu non l'abbia fatto per portarti avanti rispetto ai tuoi concorrenti. La tattica. Quello non si dice. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Andiamo a presentare il secondo panino creativo, quello proposto da Alex Sarri di Gallium. Vieni Alex, tu ci proponi il panino della nonna. Che Sì. hai fatto? Tanto hai 10 minuti anche tu per allora, prepararlo. è fatto con del brasato cotto al vino bianco, al posto del classico vino rosso, per renderlo un po' più leggero in confronto col vino rosso. Le mie preoccupazioni erano che diventasse troppo forte di gusto. Pane al farro, Sì, guanciale, mostarda di fichi e fichi freschi, giusto? esatto. I fichi verranno saltati con un goccio di brandy per farli caramellare leggermente, invece la mostarda fatta fresca in casa. La nonna di? Tua nonna? Sarebbe stato le nonne, però non mi piaceva come suonava, perché ho preso un po' di tutte e due, praticamente. Comunque la tua? Sì, sì, Ok. sì, tutte e due le mie nonne, che una mi ha insegnato a fare il brasato e ci stavo da piccolo assieme, l'altra aveva i fichi a casa, quindi io praticamente sono cresciuto vedendo le nonne classico che ti cucinano, ti fanno assaggiare nella pentola, il classico ragù col pane. E grazie a loro alla fine mi è venuta un po' la passione della cucina. Gli spadello prima con un po' di brandy, dopo in casa mi sono preparato della mostarda, Come l'hai fatta? antica ricetta segreta della nonna. Quindi è come la ricetta della Coca-Cola? Non lo si dice? No, quelle purtroppo non si possono dire. Va bene, va bene. Vedremo il sapore allora. Mi piace sempre scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare. Sì. E la particolarità deve essere una particolarità che mi stuzzica. Quindi questo panino qua, qual è la particolarità, oltre alle nonne, e perché mi dovrebbe stuzzicare? La parte particolare di questo panino è l'abbinamento con i fichi, perché c'è un contrasto dopo che verrà fatto con il guanciale tra dolce e salato, e la carne che comunque cuocendola con il vino bianco è dolce di per sé, quindi la parte salata viene data dal guanciale, e dopo con la birra, che abbiamo scelto la Dolomiti non filtrata, che gli dà la parte amara. Hai abbinato una birra Dolomiti, la non filtrata, perché? Perché appunto gli dà la parte amara, che è una birra amara di per sé, e il panino è dolce e gli va a creare il contrasto di sapori.
No, è importante che chiamiamo le cose nel giusto modo. A me va bene, io ho fatto 1000 salse, però è giusto che li diamo, perché se mi arriva, ho fatto un piatto, mostarda dei fichi e anduia, bene, mangio e non la sento. Vuol dire che non sei stato all'altezza di portare, invece mi diceva una salsa fatta a base di fichi perché è la ricetta mia, punto. Mi aspettavo un quid in più, perché hai comunque utilizzato i fichi che hanno un sapore bello marcato, hai utilizzato il brasato che comunque è un piatto con una cottura che va ad intensificare i sapori. Ebbene, io l'ho trovato un po' piatto, non so se, cioè, per assurdo la sapidità me l'ha data la birra. No, secondo me mancano due cose. La mostarda, che secondo me se invece la vera mostarda ci fosse stata in questo panino avrebbe dato quello che gli serve, quindi la piccantezza, no? Gli mancava proprio, era tutto molto omogeneo e piatto, no? Quindi la cottura, io ho analizzato il panino aprendolo e assaggiando prima le tre cose assieme, no? E sono tecnicamente eseguite bene. E l'altra cosa è il pane di per sé, è un pane anonimo. Manca totalmente la nota di salato che non emerge neanche dalla guanciale, che è pur presente, si sente soltanto la componente dolce. Non ho notato picchi in questo panino, cioè prodotti buoni, però il brasato, se ad essere brasato deve essere brasato, quindi io lo farei con vino rosso comunque. Andiamo a conoscere il terzo panino creativo, quello proposto da Federico Madon del Liverpool Pub. Vieni Federico! Si chiama Esplosione di gusto, visto che siamo in Italia, parliamo in italiano. È un'esplosione di gusto perché ho abbinato una cosa che per molte persone non sarebbe da abbinare, ma d'altronde bisogna provare. E ho provato ad abbinare il salmone all'uovo, due elementi molto grassi, che secondo me però con una giusta acidità si può combattere la grassezza. Ecco perché ritorniamo al fatto che ho rimesso il pompelmo rosa, come nell'altro piatto. Il pane, che pane è? Il pane è di sesamo, un semplice pane di sesamo, una rosetta, come vedete. Ho fatto un buco sopra in modo tale da poter inserire un uovo dalla parte sotto, soltanto il tuorlo, in modo tale che al taglio si uniscano tutti i gusti. Quindi questo è sempre delle novità che vogliamo proporre sicuramente, che però al momento attuale non... Quindi io nel tuo locale non verrò mai, perché tu non hai creatività, la creatività la metti solo quando vieni al Pala Gourmet? Ma no, dipende, creatività esiste anche non seguendo appunto una cucina particolare come sia l'uso del salmone o del pesce. Anche con le robe base si può creare comunque una roba buona. L'abbinamento con la birra, Dolomiti, la Pils, dico giusto? La Pils, sì, sono andato più su un classico per non rischiare, d'altronde non avevamo queste birre che potevamo assaggiarle e abbinarle adeguatamente, quindi nel dubbio siamo andati più sul classico. E infatti l'impegnativo del panino è proprio che l'uovo rimanga impatto. Guarda Federico, ti faccio i complimenti perché effettivamente sei pieno di fantasia. E Grazie. questa è una cosa che coltiva la tua fantasia, la tua curiosità, perché sono sicura che ti darà bei risultati. Il panino è buono, solo che è un po' difficile.
È un po' difficile da mangiare. Lo so. Partendo dal presupposto che a me non piace né il salmone né l'uovo e neanche la zucchina. Perfetto, direi. Però devo dire che il nome di questo panino è azzeccato, perché al primo morso io effettivamente ho sentito un'esplosione di vari gusti e non c'era una predominanza dell'uno sull'altro, riuscivo a percepirli tutti. Magari qualcuno, sono d'accordo con Carlo, la zucchina ti dava questa sensazione di bollito, non era piacevole, però l'uovo con il salmone e poi la croccantezza che ci danno le mandorle era una cosa che mi ha fatto piacere. Io però sono un cliente di un bar e vorrei fare meno fatica a mangiare il panino. Ok. Quindi è quello che hanno detto un po' tutti, però probabilmente dipende dal pane, cioè un pane un pochino No, più era il pane proprio fino, era semplicemente un pane un po' più comodo, certo. andrebbe bene. Raggiungo Mariella, pronti per il nostro momento legato alla cultura e alla cucina. Direttrice di Top, ricordiamo che è un mensile. Sì, un mensile distribuito attraverso il canale edicola, attraverso il canale abbonamento, che racconta di cibo e cultura. E tu sei pronta per l'altro quiz che fa riferimento a che tipo di argomento? Abbiamo una domanda sull'enologia. Qual è il significato della dicitura brut in etichetta? Fa riferimento al grado alcolico? Fa riferimento al metodo di lavorazione? O fa riferimento alla concentrazione zuccherina? Riferimento alla dose zuccherina? Esattamente. Metodo brut, diciamo, non deve superare i 12 gradi litro di zuccheri. Qualcuno raggiunge i 15 però. Bravo William, quindi hai conquistato 2 punti in più. Vediamo adesso i giudici come stabiliranno il punteggio. Grazie a Mariella Trimboli, che troveremo la prossima puntata sempre pronta per il momento legato alla cultura. Grazie a voi. Siamo pronti per conoscere il vincitore e la classifica della prima puntata The Best Sandwich, l'Italia in un panino, seconda edizione. Voi avete mangiato bene, bevuto anche, quindi Sergio mi dà la busta. Ah, è a vista, attenzione. Allora, come siete voi? Tranquilli? Partiamo dal terzo posto. Totale 289 punti, 158 il punteggio del panino italiano, 131 del panino creativo. Sarri Alex del Gallium, terzo posto per te. Quindi a vincere questa prima puntata con un totale di 326 punti tra William e Federico, Cooper Stravesio di William e Liverpool Trieste per Federico, 172 punti il panino creativo, 150 il panino italiano è Federico Madon del Liverpool Pub di Trieste. Bravo Federico! 306 punti per William, 150 il panino italiano, 156 il creativo. Sergio. Allora, innanzitutto complimenti a tutti e tre, sicuramente vi siete dati da fare, avete lavorato. Si è giocato tutto sul panino creativo. Se posso volevo ringraziarli perché non è così facile, Carlo l'anno scorso ha partecipato, ma soprattutto per lei non è così facile adeguarsi in un attimo a questa situazione, quindi invece è stata con noi, ha giocato con noi, la ringraziamo molto perché ripeto non è così facile e speriamo di rivederci. Grazie. Bravi a tutti, grazie a Tommaso Lavo qui con me per le riprese, appuntamento sabato sera in prima serata su Telefriuli The Best Sandwich. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu
tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi